la madre, la protesta venerdì di trasporti a rischio, sciopero per treni e bus. Ecco, ve lo ricordiamo, lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, proclamato dalle sigle sindacali autonome USB e SGB a sostegno del rinnovo contrattuale, mette a rischio la circolazione dei treni e del trasporto pubblico locale dalle ore 1 alle ore 24 di domani, venerdì 23 maggio. Lo sciopero interesserà personale viaggiante, addetti alla circolazione, servizi operativi ferroviari, escludendo i lavoratori della manutenzione infrastrutture RFI che hanno già scioperato l'11 aprile scorso, specifica l'USB. L'Assemblea nazionale PDM e PDB gruppo FSI si asterrà invece dalle 9 alle 17 per il solo gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta delle stesse sigle che, accogliendo la sollecitazione del garante dello sciopero, avevano sospeso la protesta in programma sabato 17 maggio a ridosso della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV che si è tenuta il 18. L'USB precisa che sono garantiti da origine a destinazione i treni a lunga percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto d'accordo di settore. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Detto tra noi, che Dio ve la mandi buona se siete destinati quest'oggi a viaggiare in treno. Non vi invidio, vi voglio bene, informatevi ovviamente sui siti di Trenitalia, Italo, Trenord e appunto Dio ve la mandi buona, perché oggi viaggiare con i treni è veramente qualcosa di assurdo. Agenzie estere, andiamo a vedere la BBC. La BBC apre con una cosa abbastanza splatter. Questo filmato condiviso con la BBC ritrae il suono del sottomarino Titan mentre implode su se stesso. Un video dalla nave appoggio mostra la moglie dell'amministratore delegato di Ocean Gate, Stockton Rush, mentre ascolta il suono dell'implosione del sottomarino. Ve lo ricorderete perché è stato l'anno scorso questo sub per ricchi che arrivava giù a 4.000 metri di profondità accanto al relitto del Titanic, questa specie di accrocco che poi non aveva nessuna autorizzazione di sicurezza per scendere fino a quella quota e che è imploso su se stesso mentre c'era un bel gruppo di ricconi mentre andavano giù. Adesso noi passiamo direttamente alle prime pagine dei giornali. Quali saranno i temi odierni? I temi odierni, ça va sans dire, l'attentato a Washington di ieri che è costato la vita a questa giovane coppia di diplomatici israeliani, la sentenza della consulta sulle due mamme per una sola bambina, quindi da oggi per legge possiamo stravolgere la realtà. Poi ancora l'Islam, il tempo è sempre molto presente sulla cosa perché in Italia stanno costruendo delle vere e proprie scuole per estremisti. Il terzo mandato, c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Alcuni giornali scrivono che Fedriga non ha combinato niente con la Meloni, Libero dice che è andato tutto bene. La questione dei fondi per il ponte e poi la trattativa Vaticano-Ucraina. Sì, c'è sempre Garlasco di sottofondo, ma francamente non credo sia giusto continuare ad alimentare un bailam che trovo disgustoso, perdonate. Poi se avete proprio tutta questa voglia di sapere le ultime su Garlasco, mi mandate una zappa al 340 670 9659 e io sarò lietissimo a questo punto di ottemperare alle vostre richieste. Bene, andiamo con le prime pagine di oggi. Voglio salutare il mio pescatore di magiche onde, Simone, buon lavoro anche a te. Scusate un attimo, qui sono arrivate due zappe. La prima, irraggiungibile Finardi. Tu sei una persona che ha evidentemente gusto nella musica. La seconda mi fa godere al massimo, perché è la radio quella degli anni 70. Gianni da Brescia scrive: mentre andavo al bar a farmi il caffè ho alzato il volume al massimo per la musica ribelle di Finardi. Grazie e buona rassegna. Dio ti benedica, Gian. Sei un grande. Punto. Bene, ora possiamo cominciare.
Avvenire, ladies and gentlemen, il quotidiano dei vescovi, la miccia dell'odio, il fatto, condanna unanime del mondo per il delitto, ma Israele accusa l'Europa di fomentare la rabbia. L'uccisione a Washington di 2 funzionari dell'ambasciata di Tel Aviv segnala il rischio del riaccendersi di antisionismo ed antisemitismo. A Gaza primi aiuti col contagocce. Di spalla, procreazione, la Corte sia la mamma intenzionale. No, questa la voglio capire pure io, scusate. Sia la mamma intenzionale. No all'accesso alle single, donne singole o due madri, la consulta a doppio verso. Fotonotizie al centropagina, governo, l'altolà del Colle alla Lega, ritardi sul PNRR, tensioni sul ponte. A 33 anni dalla strage di Capaci, anniversario di Capaci, il procuratore di Palermo, De Lucia, attenti, la mafia affascina ancora i giovani. Corriere della Sera, mitico Corrierone, orrore antisemita negli USA, spari al museo ebraico di Washington, Netanyahu, odio dilagante, attacca Macron e Starmer, uccisi 2 addetti dell'ambasciata di Israele, un fermato urlava Palestina libera, il divieto di Trump, Harvard, basta iscritti stranieri, fotonotizia centropagina, record nei 100 a stile libero, famiglia hater, Sara Curtis si racconta, io il tricolore, le mie 2 culture, Pellegrini, icona, di spalla la Corte sia il riconoscimento, figli di 2 donne, la consulta, sono entrambe madri, la storia, il sollievo, le lacrime, ora la paura non c'è più. E che paura ci deve essere? Il Fatto Quotidiano, Nordio, il limite alle intercettazioni vale pure per i fuggiaschi, la caccia ai latitanti, 45 giorni poi basta, legge fatta coi piedi, 3 magistrati romani e il giurista Gatta, manca una modifica al codice di procedura, così non avremmo mai preso Messina Denaro. Preso Messina Denaro, dopo uno che era ormai moribondo, dopo 30 anni preso, si è fatto prendere semmai. Portate pazienza, io su questo su questo avrei qualche, diciamo così, qualche divergenza d'opinione, ecco. Il Giornale, il rapporto Censis, allarme ceto medio, rappresenta i 2/3 della popolazione, ha tagliato i consumi e si sente in pericolo. I dati shock, oggi si risparmia per far emigrare i figli. La consulta, ok ai bimbi di 2 mamme, cortocircuito su gay e famiglia, ne scrivono Luca Fazza e Felice Manti. Vedete un Feltri dallo sguardo sornione, Garlasco, la rivelazione, l'audio del padre delle sorelle K, ora dobbiamo infangare Feltri. Così l'avvocato voleva difendere, tra virgolette, le figlie. L'attentato di un attivista marxista, l'odio contro Israele fa le prime vittime, la telefonata a margine del summit, Meloni convincerà Trump, il G7 sta con l'Ucraina, il cinema di sinistra, da Morrone lo schiaffo ai soliti noti. Chi è questo Morrone? Non lo conosco. Il Tempo, quotidiano indipendente, l'attentato negli USA alza l'allerta in Italia. Dai centri social ai propalla, ecco chi c'è dietro. Conte shock, è colpa di Netanyahu, la comunità ebraica insorge. Parole pericolose. Allarme rosso, Tajani va fermato l'antisemitismo, Piantedosi avverte, massima attenzione. Ragazzi, molta attenzione su questo fatto e il titolo è quanto mai emblematico, allarme rosso e nella O di rosso c'è la stella LBR a 5 punte, perché se si saldano il terrorismo politico rosso con quello islamico in questo paese vedremo i sorci verdi e non è un modo di dire, per cui attenzione. Roberto Arditti mette il dito nella piaga, quel silenzio assordante delle anime belle, Annalisa Chirico se suona la sveglia all'Occidente. La polemica antimafia, scontro sul ponte, il Colle, no a norme ad hoc, Salvini, parola al Parlamento. Delitto di Garlasco, anche qui inquirenti di Pavia convinti, dall'impronta numero 10 il nome di uno dei killer. Poi abbiamo la riforma della giustizia, un canguro per accelerare le carriere separate dei giudici. Il canguro è una procedura parlamentare per saltare a pie pari tutta una serie di emendamenti presentati. Parla il vice ministro Sisto, fermiamo l'ostruzionismo delle opposizioni, la legge va approvata in autunno. L'ultimo saluto a Nino Benvenuti, il dolore istriano nei pugni e nella storia di Benvenuti, e poi il momento più divertente della rassegna stampa, la consulta e quel pasticcio tra padre e madre,
sì alle 2 mamme, niente figli in provetta per le single. Fotografia a centropagina, c'è questa signora piacente dai capelli rossi che parla col bambino e gli dice: "A chi vuoi più bene? A mamma o a mamma?" Geniale, date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica, USA, attacco antisemita, Washington uccisa a colpi di pistola una coppia di impiegati dell'ambasciata israeliana. Fermato il killer, l'ho fatto per la Palestina, Netanyahu accusa l'Europa e scontro. Trump chiude Harvard agli studenti stranieri, il rammarico di Michele Serra, poi consulta sia alle mamme arcobaleno, entrambe possono riconoscere i figli, prima l'interesse dei bambini, ci spiega Michela Marzano. L'avvocata e amica di Sempio stanno creando il mostro. La Stampa, diplomatici israeliani uccisi, Netanyahu accusa l'Europa, Washington, coppia freddata al grido di Free Palestine, comunità ebraica sotto shock, Ucraina, Meloni sente Trump, cautela sul vertice in Vaticano, non possiamo sbagliare. Il caso di spalla, fondi per le strade dirottate sul ponte, rivolta contro Salvini, sicurezza a rischio. Fotonotizie centropagina, Italia, il caso Musk, il referente stroppa alla Stampa su Starlink, pronti all'intesa, ma Urso frena, il ministro stupito. Parmitano, torno nello spazio, l'uomo camminerà su Marte. Questa sarà un'altra grande corsa che avrà un'enorme ricaduta tecnologica come fu quella alla Luna. Poi avremo quelli che diranno che l'ammartaggio, l'atterraggio su Marte è tutta una truffa e lo faranno con un computer 100.000 volte più potente di quello della capsula che porterà l'umanità su Marte, esattamente come quelli che scrivono che non siamo mai stati sulla Luna, con uno smartphone che è 1 milione di volte più potente del computericchio che ha portato Armstrong e Aldrin sulla Luna. La verità, la sentenza shock, bimbi con 2 madri pure senza adozione, la consulta uccide il papà e anche la democrazia. Ormai la Corte Costituzionale si configura come un contropotere che, interpretando la Costituzione a suo piacimento, travalica il Parlamento, aggira le leggi, crea dal nulla figure tipo la mamma intenzionale. Ecco, ma siccome io sapete che io ho la passione dei motori, no, non so se avete mai intuito. Sono un Alfa Romeo intenzionale io? Posso decretare di essere un'automobile? Potrei anche farmi nominare automobile dalla consulta, perché no? Mh, mh. Sì, è un'idea, è un'idea. Potremmo chiedere: "Che ne dite? Voglio diventare un'automobile". Dallo Stato 1.800.000 € al marito della Salis, il suo film ha incassato 22.000 €. Salute! Il più grande Inue a Verona, il megacentro per imam dei fratelli musulmani, ne scrive Fabio Mendolara a pagina 12. La tela diplomatica vaticana perde forma, per il Wall Street Journal, colloquio a Roma sull'Ucraina entro metà giugno, il presidente finlandese azzarda, forse già la settimana prossima. Segreteria al lavoro, l'ostacolo resta Putin, da Mosca segnali contrastanti, lo show nello studio ovale, tutti contro Trump, ma in Sudafrica cantano ammazziamo i bianchi. Bene, benissimo. Beh, allora 15 anni fa ne scriveva già Trump, ne scriveva già Time quando era un settimanale di centrodestra, ora se lo sono comprati i Liberal ed è diventato woke, ma a quel tempo io ero abbonato di Time e leggevo appunto questo, che in Sudafrica c'è una guerra, proprio un regolamento di conti strisciante, che se volete potete paragonare ai libri di Pansa quando parla del triangolo della morte in Emilia Romagna, il sangue dei vinti e così via. Ecco, diciamo che c'è un bel po' di gente che si sta prendendo non solo vendette, ma anche fa qualche omicidio per pigliarsi le proprietà dei bianchi. Ma sta roba io la leggevo già 15 anni fa su Time, quindi il vecchio Donald non ha detto tanto delle fregnacce e non le dice nemmeno il collega Matteo Giusti sulla Verità, chiusa parentesi. Attentato antiebraico a Washington, Netanyahu è diventato un problema, le mosse per sostituirlo con l'ok degli USA. Da bimbo fu manipolato e nacque l'orrore dei diavoli della bassa. Con le mie bugie ho distrutto famiglie, quando dissi la verità fui preso per matto.
Infine, l'inchiesta è infinita, siamo sul Libero, Garlasco è un caso politico, dietro il caos sull'omicidio Poggi, la guerra interna in procura e le storture del sistema giudiziario italiano. I PM finiscono sotto accusa, ma i misteri irrisolti sono tanti. Fotonotizia a centropagina, eccoli qua, belli, giovani, e lui stava per offrirle l'anello di fidanzamento. La prossima settimana torna il terrorismo antisemita, l'indulgenza su Hamas e le uscite M5S. E il coglione che li ha uccisi, peraltro, perché è un coglione, non si è reso nemmeno conto che questi due erano lì insieme ad altri ebrei a questo museo ebraico a un incontro nel quale si discuteva di trasformare il dolore in amore e in ponti per Gaza e per i Gazawi, questo gran coglione che non è altro. E Daniele Capezzone sottolinea che ci sono altri coglioni in questo paese, 2 israeliani uccisi, c'è chi giustifica e i coglioni che esultano. Ancora, lettera firmata da 9 premier europei, bisogna cambiare le regole, Meloni lancia il patto UE per i rimpatri. Bene, andiamo a vedere adesso Italia Oggi. Il fisco di Trump punisce la UE, in arrivo una nuova imposta dal 5 al 20% sui redditi prodotti negli USA da soggetti residenti in paesi considerati ostili come l'Italia. Nel mirino la minimum tax europea. Ne scrive Rizzi a pagina 28. Auditel di aprile, Rai 1 al top, Canale 5 in calo, Italia 1 terzo canale preferito, ne scrive Claudio Plazzotta. Alessandra Ricciardi intervista il colonnello Stirpe, Giorgio Stirpe, esperto di intelligence militare. Putin non ha alcun interesse a fare la pace, Zelensky nemmeno. Dati Istat, crolla in Italia l'utilizzo di cambiali e assegni circolari, sono sempre meno quelli che non vengono onorati. Tommaso De Filippo, pagina 12, i paesi arabi investono miliardi nelle università USA per condizionarle, Trump non può fermarli. Di spalla abbiamo implacabile come sempre il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi. 2 ricercatori svedesi, James Pamment e Darejan Tsurtsumia, hanno pubblicato un report sulla strategia della Social Design Agency, SDA, il principale contractor impegnato nella guerra informativa digitale del Cremlino, che dal 22 ci ha investito 600 milioni di euro all'anno. L'obiettivo di questa agenzia è quello di dividere, destabilizzare, insinuare nei punti deboli delle democrazie occidentali, sfruttando ogni mezzo disponibile. Pubblicità sponsorizzata online, manipolazione algoritmica, produzione di contenuti tramite IA, clonazione di testate giornalistiche, fake news su temi sensibili come l'immigrazione, il conflitto in Ucraina, l'agenda verde. In Europa si punta a favorire l'ascesa di forze euroscettiche, a polarizzare il dibattito politico, a sostenere i partiti filoputiniani. La disinformatia è sempre stata coltivata con cura a Mosca, ma il digitale sembra averne moltiplicato le potenzialità. Proprio vero. Adesso andiamo a vedere i quotidiani locali, che ora è le 7:55, siamo in orario. Brescia Oggi, clamoroso colpo con una schedina da 5 euro, e questa è fortuna con la C maiuscola, amici miei. Vinti 35,4 milioni a Desenzano col jackpot del Super Enalotto. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, la corsa a scudetto, Napoli, un giorno col fiato sospeso. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, Università di Bari, Bellotti in vantaggio su De Caro. Corriere del Trentino, politica, bullismo istituzionale, non lascio. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, famiglia arcobaleno, ora 50 bimbi hanno 2 mamme alla pari. Corriere della Sera, Bergamo, il dossier, l'ANAC bacchetta Palazzo Frizzoni. Corriere della Sera, Brescia, strage di Piazza della Loggia, l'esplosivo alla caserma Papa. Corriere della Sera, Dorso di Milano, treni, pendolari, caos nei rimborsi. Corriere della Sera, Dorso di Roma, sanità in 300.000 senza dottore. Corriere di Torino, Palazzo Civico, la festa delle famiglie arcobaleno. Torino, la prima città a registrarne i figli. Corriere dell'Alto Adige, politica, comune, accordo vicino con la Südtirol Volkspartei. Corriere di Bologna, il caso, strade, tagli del 70% sui lavori. Corriere Fiorentino, la Toscana, strade dissestate pure nei conti. Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, nuovo Romeo Neri, incontro in comune, stadio, il progetto slitta.
La Gazzetta di Modena, c'è Mattarella in visita in occasione del MAC P100 dell'Accademia Militare. La speranza siamo noi, il nostro impegno, la nostra libertà, le nostre scelte. Amen. La Gazzetta di Reggio, processo a Fidi, 2 avvocati indagati per calunnia al PM. Giornale di Brescia, clamoroso a Desenzano, 35 milioni al Super Enalotto. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Lodi, finto operatore di banca, tenta la truffa da 8.000 euro. Il Giornale Milano, il centrosinistra scricchiola, Calenda in azione verso Forza Italia, i Verdi protestano, troppa polizia a Milano. Ma dove vivono? Sulla Luna. Il Piccolo, crisi, patto Federica Meloni, il governatore, condividiamo un documento di programma per rilanciare l'azione amministrativa. Il Piccolo di Alessandria, parla Riboldi, l'ospedale si fa e presto sapremo anche chi paga. Il Secolo XIX, Salvini, vittoria al primo turno, Conte, Genova volterà pagina. Il Tirreno, sfiorata dal crollo a 13 anni, Livorno, blocco di marmo si sbriciola in Via Grande. La Nuova di Venezia e Mestre, Turetta chiede lo sconto. Boccamia taci. La provincia di Como, tagliati i fondi per le strade, Bongiasca contro Salvini. La provincia di Cremona, 2 mamme, ora si può. La provincia di Lecco, il sociale apre i privati, in arrivo la fondazione. La provincia di Sondrio, Dighi, un solo guardiano, i sindacati, SOS Sicurezza. Chiudiamo con la Repubblica, Palermo, la cricca degli appalti dell'acqua, l'inchiesta scuote la regione. Andiamo bene. What time is it, ladies and gentlemen? Le 7:59, abbiamo giusto un minutino per dirvi che... Ma voi vi sentite un po' madri intenzionali? Ditemi la verità, eh? Voi, qualcuno tra voi si sente un po' madre intenzionale, quindi ora... Ecco qua, vi voglio lasciare con l'appetito. Siamo su Il Giornale, sia figli con 2 mamme, niente provetta se single. La Consulta, 2 donne possono riconoscere un bimbo nato con fecondazione. Se è una sola, no alla procreazione assistita. 2 diversi verdetti piantano i paletti sulla genitorialità. Sinistra e CGIL esultano, il centrodestra è critico, così si crea confusione. A pagare il prezzo è la famiglia. Poi c'è il vescovo di Ventimiglia Sanremo, Antonio Suetta, il mitico Tony Suetta, un grande, che dice: non sono diritti ma capricci degli adulti, ora basta manipolare la natura umana, così calpestano la dignità. Come vedete c'è ancora qualche vescovo a cui il cervello funziona benissimo. Adesso andiamo in pausa e ci sentiamo Giorgia, un amore da favola, 1997, e torniamo tra qualche minuto. Ciao! Io che in tutto quel che faccio
mio cuore è una fragola che tieni stretto e immagina. Penso a tutte le volte che il dolce è passato, che cosa è restato? Forse era solo una favola. Guarda che non sono una bambola, io che in tutto quel che faccio ci metto l'anima. Sogno un amore da favola, ho tanto bisogno di te, di te. E mangio troppa cioccolata. Forse ero te, nella mia vita passata. E mangio troppa cioccolata. Forse ero te, nella mia vita passata. E rieccoci qua, cari miei intenzionali che non siete altro. 3 minuti e 45 secondi. I miei ascoltatori sono dei geni, c'è poco da fare. Uno veramente gli devo tirare un po' le orecchie. Comunque, sentite un po' qua che cosa arriva al 340-670-9659. Brum brum brum, stamattina mi sento BMW, minchia, ma proprio il grande Satana di Monaco di Baviera viene a nominare in casa mia, ma come ti permetti? Comunque rispetto per l'avversario di Monaco, anche perché quando l'Alfa cominciò a mettere in produzione l'Arna vennero da Monaco di Baviera per carpire ai giapponesi i segreti per fare le lamiere zincate. Infatti le Arna dopo 40 anni sono ancora per strada. Comprate una Giulietta e vedete se c'è groviera da riparare. Torniamo a noi. Poi ancora, vabbè, se stamattina ti senti una BMW, brum brum Walter pure a te. Ancora, caro Antonino, mi posso sentire cestista intenzionale? Se sì, va abbassato il canestro, così riuscirò finalmente a schiacciare. Buon fine settimana, Enrico da Parma. Ma certo, perché non dovresti sentirti cestista intenzionale, Enrico? Non l'ho capito io. Spazia, liberati. Io voglio uno di voi che si senta camion, uno di voi che si senta un bel Fiat 682 con rimorchio intenzionale, o anche un Iveco Turbostar 190-48. Ve lo ricordate il 190-48? Sì, secondo me ci sono orde di camionisti che stanno avendo i brividi sulla schiena. Io vorrei che qualcuno di voi si sentisse un Turbostar intenzionale. Poi ancora, grande Giorgia, ma anche Pino Daniele, il cui stile è riconoscibilissimo, ha voglia. Marco da Milano. Poi ancora, buongiorno Antonino, dopo il 7 ottobre il vile attentato di Hamas, il governo israeliano ha solo fatto terra bruciata in Palestina, mentre ha fatto poco per salvare gli ostaggi. Ora affamare i palestinesi non mi sembra un gran piano, l'appoggio che aveva ora va via via scemando. L'unica uscita è la pace con l'OLP. Francesco da Genova, perdonami Francesco. L'OLP a Gaza non ha nemmeno il diritto di dire A perché fanno tutto quei mafiosi di Hamas. Chi ruba il cibo che entra sono quelli di Hamas. Terzo, perdonami, li hanno messi dentro i tunnel che hanno costruito con i soldi che gli abbiamo dato noi occidentali e così via. Israele che doveva fare? Buttargli una bomba atomica e sterminarli tutti? Non si può fare una cosa del genere ed è completamente disumana e senza senso. Quindi l'unica cosa era entrare boots on the ground e cercare di ritrovarli tutti. Mamme intenzionale, non sanno come giustificare un'anomalia esistenziale, Marco da Milano. E per finire, se hanno sdoganato la madre intenzionale in barba all'attuale legge di natura sulla riproduzione, non avranno problemi ad accettare il ruolo di giudice costituzionale intenzionale, perché io mi candiderei. Certo, anche tu sei un giudice costituzionale intenzionale. Capita la politica PD di inserire un cuneo rosso in tutti i gangli della società, sono perfino riusciti a infiltrare i cattolici e convincerli a fare harakiri coi musulmani. E con Leone ora va diverso, con Leone va diverso, ci vorrà tempo, ma le cose cambieranno. Bene, 340-670-9659. Vediamo un attimo cosa arriva qui. Ciao Tonino, un abbraccio da una giardinetta intenzionale. Viva il 4x4 Gianluca. Quindi tu hai una 33 giardinetta 4x4, fammi capire.
o vorresti averla, o ti senti una giardinetta intenzionale, perché è interessante capirlo, no? Vabbè, comunque io voglio uno che si senta un Turbo Star 190-48 intenzionale. Allora, Luca Fazzo su Il Giornale, vi dicevo, cosa è successo? La famiglia migliore per un bambino è quella con 2 genitori, ma alla fine poco importa che siano di sessi diversi o dello stesso sesso, perché se ha imparato ad amarli entrambi, privarlo di una delle sue mamme sarebbe traumatico e crudele. Si può sintetizzare così il messaggio che ieri la Corte Costituzionale, chiamata per l'ennesima volta ad affrontare le nuove frontiere della procreazione e delle famiglie, manda al Paese e al Parlamento. Da una parte abbattendo uno dei capisaldi delle rivendicazioni dei paladini dei diritti civili, sancisce che una donna singola non ha diritto a procreare in laboratorio, perché questo porterebbe a mettere al mondo un figlio con un solo genitore. E questo non è nell'interesse del bambino. Sempre partendo dall'interesse del bambino, però, la consulta stabilisce che una coppia di donne ha diritto a far riconoscere come figlio di entrambe il piccolo nato in Italia in seguito alla fecondazione proibita nel nostro paese, avvenuta all'estero di una delle 2 aspiranti madri. Già, perché malgrado l'intenzionalità ci vuole sempre il seme di un maschio, di un lurido maschio, che magari è anche bianco. E quindi quello si paga, tra l'altro. Pensate che meraviglia. Sono 2 sentenze che arrivano in contemporanea, lo stesso giorno, scritte da 2 giudici diversi, ma fatte proprie dall'intera Corte. Il presidente Gaetano Amoroso sa di muoversi su un terreno delicato, perché da tempo la consulta viene accusata di volersi sostituire al Parlamento, allargando a colpi di sentenze le regole sul diritto di famiglia. Non è un caso che ieri la Corte metta nero su bianco un principio fondamentale. Le leggi le fa il Parlamento nella sua discrezionalità, che ha come unico argine la Costituzione. Ed è in questo modo che la Corte, nella più rilevante delle 2 sentenze come effetti concreti, arriva a stabilire il principio meglio 2 genitori. La legge che impedisce alle donne single di farsi fecondare in laboratorio rinviene una giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei favorinati. È nell'interesse dei nascituri che il Parlamento ha ritenuto di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che almeno a priori esclude la figura del padre. La sentenza è importante e autorevole anche perché porta la firma di un giudice, Manuela Navarretta, insospettabile di oscurantismo. È lo stesso giudice che in marzo firmò la sentenza che priva la porta alle adozioni gay. Stavolta ha dovuto affrontare l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze, al quale si era rivolta una donna, EB, contestando la legge del 2004 che esclude le single dalla procreazione medicalmente assistita. Per il Tribunale toscano il divieto viola sia la Costituzione che le norme europee, ma la consulta non ci sta perché da salvaguardare non sono i desideri dell'aspirante madre. Non esiste, dice la sentenza, un diritto alla genitorialità, ma le esigenze dell'eventuale figlio. E una donna sola non può essere equiparata a 2 genitori. La categoria delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non risultano omogenee e pertanto richiedono il medesimo trattamento. Nella seconda sentenza la Corte accoglie invece i dubbi di costituzionalità sollevati dal Tribunale di Lucca. Una coppia di donne d'ora in avanti potrà accedere alla maternità assistita all'estero, in Italia l'intervento resta vietato, e venire in Italia a far nascere il bambino ottenendo di poterlo registrare all'anagrafe come figlio di entrambe. Una decisione quasi inevitabile dopo che la stessa consulta mesi fa aveva autorizzato il riconoscimento nel caso che il piccolo fosse venuto alla luce all'estero e portato in Italia al riconoscimento avvenuto. Esultano le sinistre e la CGIL, non si capisce perché un sindacato debba esultare per questo, ma questi non si occupavano dei lavoratori una volta, mo si occupano di uteri. Mentre dal centrodestra c'è chi non è convinto. Con le 2 sentenze depositate oggi dalla Corte Costituzionale si crea uno stato di confusione dove a pagare il prezzo più alto ancora una volta è la famiglia, dice Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia. Felice Manti fa il suo commento e che cosa dice sostanzialmente? Dice che eccolo qua, come hanno più volte ribadito gli Ermellini, nelle questioni etiche la ricerca di un ragionevole punto d'equilibrio
Fra le diverse esigenze in gioco spetta al legislatore, che invece in questo caso la consulta ha sostanzialmente scavalcato. La sinistra esulta, adesso chiede che la fecondazione in vitro, come il suicidio medicalmente assistito, sia riconosciuta come diritto esigibile nel sistema sanitario nazionale e accessibile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ecco perché non è escluso che alcune regioni decidano di legiferare per conto proprio e creare un conflitto col governo, come è successo sul fine vita. La consulta ha già confezionato una serie di sentenze creative che hanno smontato la legge 40 e scavalcato il Parlamento su una norma che aveva resistito a una consultazione referendaria che ne voleva l'abrogazione. È l'ennesimo colpo di piccone dopo l'addio ai vincoli sulla PMA eterologa con seme o ovulo esterno alla coppia, all'indagine clinica diagnostica preimpianto per le coppie con patologie genetiche, con i rischi eugenetici che comporta, fino alla produzione di più di 3 embrioni per ciclo. Il prossimo passo potrebbe essere l'abolizione del divieto di donare alla ricerca gli embrioni sovrannumerari, congelati o non idonei alla gravidanza, e il riconoscimento del diritto costituzionale delle coppie gay o monogenitoriali alla procreazione. Sebbene nella stessa sentenza la consulta diffidi infatti di una norma che potrebbe avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che almeno a priori esclude la figura del padre, la Corte è così consapevole che questo passaggio è delicatissimo da lanciare la palla al legislatore, dicendo che se il Parlamento decidesse di estendere questa possibilità alle coppie homo e ai single, non ci sarebbero obiezioni di costituzionalità. Come sappiamo, l'utero in affitto è vietato in Italia dallo scorso ottobre ed è perseguibile anche se realizzato all'estero, tanto da essere condannato dalla stessa Corte con la sentenza 272 del 17 perché offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Perché, si legge invece nella sentenza 161 del 2003, corpo e mente della donna sono inscindibilmente interessati in un processo che culmina nella concreta speranza di generare un figlio. Ma lo status di genitori intenzionali è proprio il presupposto giuridico dei paesi dove la gestazione per altri è consentita, perché la persona che porta avanti la gravidanza in assenza di legami genetici non conta nulla. I genitori sono solo coloro che hanno donato il seme o l'ovulo. A volte però è la madre biologica a vendere il proprio corpo per conto d'altri, per soldi o altri benefici, come probabilmente è avvenuto nel caso della coppia omogenitoriale di Pesaro, riconosciuta anagraficamente proprio ieri dal Tribunale dei minori con la doppia e reciproca stepchild adoption dei rispettivi figli biologici. Un verdetto che fa strame della lotta del governo alla gestazione per altri e della circolare del Viminale del 2023 sul termine anagrafico padre e madre, già cancellata dal ritorno della dicitura genitore 1 e genitore 2 dalla carta d'identità decisa nei giorni scorsi dalla consulta. In Parlamento si parla anche della possibile adottabilità dell'ovulo fecondato e abbandonato, richiesta da Papa Francesco in punto di morte. Il centrodestra vorrebbe assecondare la volontà di Bergoglio, ragionando su un'età limite di 46 anni e test di compatibilità genetica e stato di salute dell'embrione. Ma così si espanderebbero la dignità giuridica dell'embrione, con ricadute su aborto e trapianti, allargando i paletti fissati dalla sentenza 161 del 2023, quando la consulta autorizzò l'impianto a una mamma tornata single, sancendo l'irrevocabilità del consenso del padre divorziato contrario alla gravidanza della ex. Eccoli i paradossi della giurisprudenza creativa, che partorisce un padre involontario con meno diritti sul figlio biologico di una madre intenzionale. Prima di sentire il parere di Monsignor Suetta, appunto il vescovo di Ventimiglia Sanremo, la Repubblica pubblica, perdonate il gioco di parole, pubblica l'intervista alle mamme intenzionali. Adesso io vi ci porto, eccole qua. Belle e sorridenti, a pagina 13, Isabella e Glenda, la nostra lotta contro un sopruso. Parlano le due mamme prime ad aver presentato ricorso contro la circolare Piantedosi, una vittoria per tutte le donne. Una valanga di felicità è entrata nella nostra casa. Da oggi i nostri figli e migliaia di altri bambini e bambine nati da due madri. A me la storia dell'ape l'avevano raccontata diversamente.
Non saranno più discriminati. Hanno l'emozione che spezza la voce Isabella Passaglia e Glenda Giovannardi, 41 e 39 anni, entrambe avvocate, mamme di una bambina di 3 anni e di un bimbo di 2, concepiti con fecondazione eterologa a Barcellona e nati in Italia, all'ospedale di Lido di Camaiore. Il telefono squilla in continuazione, così il campanello della porta, le stanze sono piene di voci infantili. È festa grande in questo appartamento di Viareggio, diventato simbolo di una vittoria storica che sembrava inafferrabile. Grazie al ricorso in Corte Costituzionale di Glenda e Isabella, centinaia di madri lesbiche finora relegate al ruolo di fantasmi delle vite dei loro figli, amati ma non partoriti, potranno legalmente riconoscerli e dare loro il cognome. Sì, però decidetevi. Li amano ma non li hanno partoriti, l'hanno fatti sempre col seme d'un maschio, quindi una è la madre, l'altra sta a guardare, cioè come fa a dirsi madre? Ma è madre intenzionale, attenzione. Isabella, da dove è partito tutto? Da una grande storia d'amore. Ci siamo incontrate nel 2016 e unite civilmente nel 20. Entrambe sapevamo di volere dei figli, siamo anche molto legate alle nostre famiglie d'origine. Così abbiamo deciso di andare a Barcellona, dove per le coppie lesbiche è possibile accedere alla banca del seme. Nel 22 è nata la nostra primogenita, una gioia infinita. La bambina era stata riconosciuta alla nascita, sì, dall'allora sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. C'erano tutti i nostri parenti, i nostri figli hanno la fortuna di avere 4 nonni. Sembrava davvero che i tempi fossero cambiati. Oddio, 4 nonni li avevo pure io. Voi li avete pure, 4 nonni? Fateci sapere. Quando è nato il vostro secondo figlio? È nato nel 23. Anche lui riconosciuto alla nascita con entrambi i nostri cognomi dal nuovo sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci. Eravamo serene. Voi siete tutte e due sia mamme biologiche che intenzionali? Sì, io ho partorito la bimba e Glenda il bimbo. Il fatto di essere due mamme, una coppia lesbica, ha creato problemi ai piccoli? Figuriamoci. La società è assai più avanti delle norme, mai nessun problema all'asilo, al nido, dal pediatra né con gli altri genitori. Sapevate però che la procura avrebbe potuto impugnare i certificati dove eravate indicate come due madri? Eravamo consapevoli, ma decine di sindaci riconoscevano le famiglie arcobaleno. Poi è arrivata la destra al governo. Ecco, sono arrivati quelli brutti, attenzione. E cosa è successo? C'è caduta sulla testa la famosa circolare del ministro dell'interno Piantedosi che ordinava ai sindaci di non registrare più le coppie di due mamme. La procura di Lucca ha impugnato il certificato del nostro secondo figlio, nato proprio nel 23. Da qui il ricorso in tribunale e poi in Corte Costituzionale. La stessa circolare che portò all'impugnazione dei certificati per 40 coppie di mamme di Padova e oltre 60 bambini, resi orfani per decreto? Esattamente. Nel nostro caso poi era un'ulteriore anomalia. Il certificato della nostra prima figlia non fu impugnato, per fortuna, ma la conseguenza, se oggi non avessimo vinto, grazie alla tenacia del nostro avvocato Vincenzo Miri, è che avremmo avuto una figlia con due madri legali e un figlio con una madre fantasma. La vostra vittoria cambierà il destino di centinaia di altre famiglie, bambini ai quali i tribunali stavano per togliere di fatto una delle madri. Abbiamo vinto per tutte, come per tutte abbiamo lottato. È stata dura, in certi momenti un vero calvario giudiziario. Per diventare madri voi siete dovute andare all'estero e la consulta ha ribadito che per le singole o le coppie di donne l'eterologa in Italia resta vietata. Infatti la battaglia continua. Questa è una gravissima discriminazione. Come vi sentite? Frastornate, felici e come giuriste grate alla consulta che ancora una volta si dimostra organo di garanzia indipendente a tutela di tutti e di tutte e questa volta in nome dei bambini. Adesso torniamo su Il Giornale e sentiamo che ne pensa invece il vescovo di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Eccoci qua, vescovo Toni, numero 1, eccolo qui. Cosa dice lui? È una sentenza che definisce come ingiusta invasione sulla dignità umana. Monsignore, la sentenza di ieri consente a entrambe le madri il diritto di riconoscere il proprio figlio. Non so se il testo della consulta reciti esattamente entrambe le madri. In caso ci troviamo dinanzi a un falso biologico. Del resto non possono esistere due madri in natura, dato che la generazione avviene tra un uomo e una donna.
Parliamo di un dato oggettivo biologico. In ogni caso, questa sentenza sulle madri intenzionali per la fecondazione assistita all'estero non ha bisogno di interventi del Parlamento. Verrà applicata così. Anche se oggi il diritto positivo prevale su quello naturale, ritengo la sentenza di oggi alla stregua di un abuso. Si tratta di un'ingiusta invasione sulla dignità umana, perché purtroppo il diritto positivo, come la sentenza di oggi della Corte Costituzionale, guarda in maniera esclusiva a pretese che non costituiscono diritti. Trattasi per lo più di capricci di soggetti adulti a scapito dei più piccoli. Dice quindi che sono gli adulti a spingere per ottenere quelli che lei chiama capricci? Registro un gravissimo squilibrio tra la prepotenza degli adulti e la natura inerme dei più piccoli. Questi ultimi, del tutto innocenti e inconsapevoli, subiscono la ricerca di meri riconoscimenti sociali e non possono in alcun modo intervenire per evitarlo. Ne porteranno le conseguenze quando sarà troppo tardi. Alla base di queste richieste alberga soltanto l'arbitraria ideologica volontà di allargare le maglie dei riconoscimenti, destrutturando con negative intenzionalità modelli consolidati e buoni di civiltà autentica. La sentenza ritiene però non irragionevole il divieto oggi persistente per le persone single di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. In tutto l'impianto di questo intervento legislativo non c'è una traccia di ratio o ragionevolezza. Come la natura insegna e come insegna del resto la rivelazione divina, la trasmissione della vita è affidata a un uomo e a una donna, uniti in un vincolo di comunione, vincolo che costituisce una famiglia. Quando si parla di genitorialità si arriva a toccare la sfera educativa e un figlio ha il diritto di nascere e crescere all'interno di un contesto formato da un uomo e da una donna, in vista non soltanto dell'avvenimento puntuale della generazione, ma di tutto un contesto d'accudimento e accompagnamento educativo. Altrimenti, altrimenti si manipola un processo che è iscritto nella natura e che è sacro. Un processo che supera tanto la dimensione giuridica quanto quella tecnologica. Anche se lo Stato lo può decidere, anche se il tecnico lo può fare, una ragione antropologica dice non puoi e non devi. Altrimenti si supera un varco, una soglia e si sfocia nell'ingiustizia e nella disumanità. E questo è quanto. Vediamo voi ascoltatori intenzionali che cosa mi avete scritto. Vediamo un po'. Aspettate, fermi tutti, qui c'è qualcuno che ha deciso di essere leggendario. Buongiorno Antonino, io sono un attore del cinema intenzionale, sussidiami tutto. Saluti Stefano. Ecco, potrei essere anch'io un attore, chi lo sa. Ciao Antonino, io ho disforia di mezzi, mi sento sia un Fiat 690 N3 che un 691. Forza Regina Fabio. Però cavolo, bella scelta tra l'ovalino col baffo e la cabina H, cavolo. Però certo, il 691 è ancora più disforico perché ti ricordo che ha due assi sterzanti davanti e il 690 ne ha uno solo, quindi io a sto punto sì, mi sento più 691 anch'io. Poi un mio amico di colore intenzionalmente voleva essere bianco e vedere e vedere tante donne lo hanno trasformato in un bidet. Walter è una vecchia barzelletta che purtroppo ormai in tempi di politically correct non si può più riproporre. Antonino, il prossimo step di questi insensati sarà il padre intenzionale, Luciana da Muggiò. Ancora, El Vigo, neanche due mamme sono il bene per un bambino, servono due genitori di sesso diverso, il bimbo ha diritto di avere una mamma e un papà, è perverso pensare che due donne possano sostituire padre e madre, un mondo al contrario anti-umanità, mercato di vite umane, orrore. Mi sento un giudice della consulta intenzionale, come faccio ad avere il relativo stipendio? Sapessi. Sai, Gianfranco Funari raccontava di un amico suo che era pure lui un intenzionale perché diceva vorrei fare pure io il presidente della Fiat, ma Gianni Agnelli non mi cede il posto. Marco da Milano, quando senti dire frasi del tipo adesso potrà andare la mia compagna a prendere il bambino alla scuola materna senza intoppi giuridici e glielo consegneranno senza problemi, ci credo che ci sono i sinistri che esultano per un'assurdità.
Ancora, nonni, magari intenzionali? Allora eliminiamo il Parlamento, se le leggi le fa la Consulta, a cosa serve? Almeno si risparmia. Elel Vigo, mamme intenzionali, nonni intenzionali, vince solo l'immenso egoismo che fa orfani di padre tanti piccoli innocenti. Ancora, Francesco Nuti dovrebbe cambiare la battuta del suo film. Guarda che di mamma ce n'è una sola, e meno male, figurati se ne avevo due. Il vescovo Suetta ha ragione, è un'anomalia biologica, altrimenti pena l'estinzione. Dio, chi per lui avrebbe creato un'ermafrodita? Marco da Milano. Io mi sento una Fiat Multipla e voglio suicidarmi. Silvio da Torino. Non so voi, ma io mi sto divertendo. Aspettate, perché qui vedo che vette altissime, signori. La sentenza è in linea col tentativo di scardinare il nostro modello sociale, la famiglia etero in favore di scelte di una minoranza, ma con la gran cassa del mainstream. Antonia da Udine. Raimondo, buongiorno Antonino, hai presente Brian di Nazareth? Citazione, chiamatevi Loretta. Sì, e mi ricordo anche quella, il mio caro amico Marco Piselloni. I giudici della corte hanno messo la freccia e superato in curva i Monty Python. Davvero, Raimondo, hai ragione. Un saluto da Padova, ciao anche a te. Pensa quel bimbo, da sposato avrà 2 suocere. Che fai? Body shaming sulla multipla? Dio, me ne scappi il libro. Capite perché io la mattina mi alzo? Io alle 6, no? Suona la sveglia, no? Magari ho dormito poco, però io poi vengo qui e vi trovo. Ed è stupendo. La corruzione morale è pari a quella materiale. Requiem, Marco. Vabbè, mi viene una battuta cattiva da fare, però è meglio che evitiamo di farla, perché no, quando, cioè, ma voi immaginate, no? Un figlio di 2 madri che cresce e diventa una persona scorretta nella vita, no? Allora magari diventa uno che va a lavorare, ha dei colleghi che tratta male, li frega, gli ruba il lavoro, si comporta male, eccetera, eccetera. Ora, generalmente uno così, che è figlio di un padre e di una madre, si dice che è un figlio di madre ignota, ma in questo caso sarà figlio di madri ignote, cioè bisognerà anche aggiornare gli insulti, pensate un po' che roba. Insomma, la Corte Costituzionale ci ha dato molto motivo di riflettere stamattina. Ah, mondo pazzo, va bene, che dire di più, gente? Sono le 8:30, meteo, vediamo che tempo fa, il tempo intenzionale, e poi intenzionalmente, se avete voglia e se non vi sentite offesi nella vostra identità sessuale, ginnica, quello che volete, i Dirotta su Cuba, Gelosia 1994. Appuntamento intenzionale a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione in aumento, anche se il transito dell'ultimo fronte perturbato provocherà ancora qualche disturbo. In mattinata precipitazioni sparse al nord-est e al centro, mentre sui restanti settori il tempo sarà generalmente asciutto, seppur con presenza di molte nubi. Ampio soleggiamento al nord-ovest. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento, anche se il tempo resterà instabile sulla Romagna e su buona parte delle regioni centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico, come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
dico più dormire. Gelosia è come una bugia e cresce come un'idea e non dico più dormire. Gelosia è come la pazzia e vive di fantasia e non dico più dormire. Gelosia è come una bugia. E rieccoci alle 8:38 minuti e 52 secondi intenzionali sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa intenzionale di venerdì 23 di maggio. Qualche notizia, qualche altra zappa che avete mandato al 340 670 96, no, che sto dicendo? 340 670 9659, giusto. Antonino, scusa, il body shaming contro la multipla, perché la multipla è in realtà un pulmino intenzionale, non è colpa sua se il culo largo e i capezzoli davanti e va e dai. Mamme mie, datemi 200 lire, 100 cada una, che nelle Americhe voglio andare. Enrico da Parma. Io sono nato da mamma cubana in Francia e sono stato adottato da mamma e papà in Italia a 3 anni e mezzo. Queste pagliacciate non sono per nulla divertenti. Sì, però tu sei sempre figlio di un uomo e di una donna, adottato da un uomo e da una donna. Allora, io ho citato il vescovo di Sanremo, Monsignor Suetta. Siccome qualcuno potrebbe dire, vabbè, stiamo facendo Radio Maria, adesso io vi leggo questa cosa, poi vi dico chi è l'autore. C'è un errore di vocabolario e quindi di pensiero, quello di parlare di diritti quando si tratta di semplici desideri. I diritti in senso proprio, lo ha ricordato anche Norberto Bobbio nella sua importante riflessione sull'età dei diritti, sono quelli il cui godimento è garantito dalle leggi. Il resto sono desideri, pretese o rivendicazioni, claim. E non è affatto vero che garantire un diritto significa solo allargare la platea degli inclusi, come è accaduto col diritto di voto, le unioni civili, l'accesso delle donne a determinate professioni, perché quasi tutti i diritti, non solo i cosiddetti diritti sociali, hanno un costo spesso ingente. Si pensi al diritto alla salute. In concreto, questo significa che farli valere implica togliere risorse ad altri impieghi, altri diritti possibili o ampliamenti dei beneficiari di diritti preesistenti. Persino l'aborto, con la costituzione dei consultori, ha comportato un costo e quindi ha sottratto risorse ad altri impieghi socialmente utili. Lo stesso accadrebbe con una norma che obbligasse lo Stato o le società di assicurazione a riconoscere a tutti, comprese le coppie gay benestanti, il diritto alla genitorialità. Anche se si ammettesse che non v'è nulla di sbagliato nella gestazione per altri, anche se si volesse legittimare le gravidanze su commissione come manifestazioni dell'incoercibile libertà delle donne che le accettano, resterebbe la domanda: siamo certi che con quei $150.000 erogati a 2 membri gay del ceto medio, moltiplicati per tutte le coppie potenzialmente beneficiarie, circa 500.000, prevalentemente bianche e istruite, non si potrebbero garantire diritti più urgenti e fondamentali? Sapete chi ha scritto questa cosa? Non l'ha scritta Padre Livio, il direttore di Radio Maria, che salutiamo, ma lo ha scritto Luca Ricolfi nel suo libro Il follemente corretto. Luca Ricolfi, che è un uomo di sinistra, schiettamente di sinistra. Ok? Io non ho altro da aggiungere su questo argomento. Adesso però intenzionalmente cambiamo argomento e passiamo a una storia drammatica che vorrei toccare qui con voi. Ieri mattina vi ho dato la notizia per primo, perché naturalmente come primo argomento della rassegna stampa, perché era successo nella notte, i giornali non ne avevano potuto parlare. Stiamo parlando appunto di questi due bellissimi ragazzi, Jaron Lishinsky e Sara Milgrim, che si stavano per sposare a Gerusalemme, 28 anni lui, 26 lei. Lui tra l'altro faceva parte di un gruppo cristiano che si occupava di un dialogo migliore tra la Germania e Israele. Avevano partecipato avanti ieri notte appunto a questo incontro al museo ebraico a Washington, in cui si parlava di costruire ponti per Gaza, far finire la guerra, aiutare i Gazawi.
E questo coglione che vedete qui a pagina 3 del Corriere della Sera, tale Elias Rodriguez, 31 anni, di Chicago, un tizio che lavorava per un'organizzazione che si occupa di osteopatia, ha deciso di andare ad ammazzare i primi ebrei che incontrava per la strada perché gli hanno messo in testa del genocidio, di questo, di quello e di quell'altro. E allora, vediamo chi è questo signorino che ha fatto questa cosa. Le origini a Chicago, la KFA e l'attivismo. Così Elias è diventato terrorista fai da te. Rodriguez, 31 anni, lavorava per una ditta di osteopatia. L'assassino viene da Chicago, quartiere nord-occidentale di Albany Park, zona una volta abitata da una comunità ebraica, oggi mix di popolazione arrivata dall'Asia o dall'America Latina. Gli agenti federali hanno circondato un palazzo in quel quartiere ieri mattina. Alle finestre c'erano 2 cartelli pro-palestinesi, uno con la scritta Free Palestine e l'altro Justice for Vadea, giustizia per Vadea, un bimbo palestinese americano di soli 6 anni, pugnalato a morte nel 2023 dal padrone di casa, uno xenofobo ossessionato dai conflitti. Un primo segno di molti che collegano Elias a un impegno in diverse cause. Le informazioni iniziali raccontano di collegamenti fino al 2017 col Partito Socialista e della Rivoluzione, PSL, alla presenza in dimostrazioni in difesa di afroamericani uccisi dalla polizia, alla volontà di partecipare a proteste sociali. Il gruppo ha preso le distanze, affermando su X che non ci sono stati contatti con lui per oltre 7 anni. Non abbiamo nulla a che fare con questa sparatoria e non l'appoggiamo. Anche il suo datore di lavoro, un'organizzazione che si occupa di osteopatia, ha espresso shock. Secondo l'FBI, Rodriguez era a Washington da martedì per una conferenza di lavoro. Il secondo indizio invece è racchiuso in un testo attribuito allo sparatore, dove esprime tutta la sua rabbia per le stragi a Gaza, per il menefreghismo del governo USA, per la mancanza di reazione reale. Note polemiche seguite dalla volontà espressa in modo netto di passare a un gesto concreto di lotta in difesa della Palestina. Parole trasformate nell'agguato dei pressi del Museo ebraico contro 2 israeliani, Sarah Milgrim e Yaron Lishinsky, membri dello staff dell'ambasciata. Gli investigatori devono lavorare sul profilo del killer, le sue conoscenze, i rapporti, al fine di capire se abbia agito in modo autonomo, se sia stato ispirato o istigato da qualcuno. Elias potrebbe essere il protagonista del terrorismo di influenza, molto diffuso anche in Europa. I drammi mediorientali, le guerre, la sofferenza dei civili, i profughi, la fame, diventano la spinta, il movente, la ragione per versare altro sangue. L'attacco di Washington ricorda alcuni gesti compiuti da simpatizzanti di tesi jihadiste, ma senza alcuna preparazione o militanza specifica. Terroristi fai da te che sono stati in grado di provocare vittime si sono presentati come difensori dei musulmani perseguitati nel mondo. Non ci vuole molto per trovare una giustificazione. C'è poi un aspetto che va oltre i confini americani. Dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre e le ripetute operazioni di Tel Aviv, si sono moltiplicati i tentativi di attacchi contro obiettivi israeliani ed ebraici all'estero. Li hanno pianificati piccole cellule, lupi solitari, ma anche gruppi criminali reclutati dall'Iran. Sì, ne ho scritto io 3 settimane fa su Italia Oggi. Succede in Svezia questa cosa. Si è creata una bolla in grado di accogliere chiunque sia disposto ad agire, non importa con quali mezzi. Non servono parole d'ordine, direttive, network, è sufficiente l'azione. Per questo Elias Rodriguez ha scritto il documento, un invito diretto a emularlo e in qualche modo un suggerimento tattico su come sia possibile trovare un bersaglio. Sui social c'è anche chi lo considera il nuovo Luigi Mangione, il giovane che uccise il manager di una società d'assicurazioni sanitarie. Alcuni lo ammirano, lo chiamano un eroe e proclamano che nessuno è intoccabile. Altri accusano entrambi i killer di essere affetti dal virus woke dell'estrema sinistra. E non è difficile dare ragione a questi ultimi, visto e considerato quello che succede a Milano ogni sabato quando vanno in giro con le bandiere palestinesi e visto quello che hanno fatto, per esempio, a chi presentava libri semplici biografie di Golda Meir che sono state costrette, come la nostra amica Elisabetta Fiorito, di cui ho parlato nel mio ultimo libro, giornalista schiettamente di sinistra, costretta a filarsela dalla porta posteriore in una libreria a Firenze perché sono arrivati i Propal che le hanno dato della fascista, dell'assassina e la cosa si stava mettendo male. Quindi andiamo allora sul tempo, perché poi c'è anche chi parla un po' troppo
e magari se ne esce con delle parole che potrebbe tranquillamente evitare. Chi è che se ne esce con queste parole? Giuseppe Conte. Giuseppe Conte, per il quale quello che è accaduto a Washington è colpa di Netanyahu. C'è stato, dice intervenendo a un comizio ripostato su più di qualche social, un terribile attentato a Washington. 2 addetti all'ambasciata israeliani sono stati uccisi da una persona. Tutto ciò l'avevamo previsto, l'abbiamo detto. Questo genocidio, riferendosi a Gaza, alimenta una spirale d'odio e violenza in tutto il pianeta, anche contro chi non c'entra nulla come i 2 ragazzi uccisi. Se ne assumano le responsabilità in questo momento dunque chi è al governo di Israele e chi sta perseguendo questo progetto criminale. Un chiaro riferimento dunque all'attuale esecutivo di Gerusalemme che finisce con lo scatenare una polemica non di poco. In molti infatti l'hanno criticato per aver alimentato un'inutile polemica che in un frangente così teso poteva essere tranquillamente evitato. Diversi infatti coloro che hanno ripostato le sue parole e hanno parlato di istigazione alla violenza e atteggiamento poco responsabile da parte di chi predica la pace solo a parole. Lascio questo al vostro commento. Allora, siamo sul tempo. Si parla appunto del caso di Washington e Francesca Musacchio, che saluto, e eccolo qua che rispunta questo fenomeno di Chef Rubio, se occupasse di mangiare sarebbe meglio. Pensate cosa scrive questo signore online su X. Morte ai diplomatici complici del genocidio in atto da 77 anni. Morte agli invasori e a chi li finanzia. Morte a colonialismo, suprematismo, razzismo, odio antimusulmano. Morte quindi al sionismo e alla comunità ebraica. Lunga vita alla Palestina e ai nativi semiti palestinesi. Adolf Hitler, se fosse ancora al mondo, sarebbe contento di vedere quello che succede nel mondo. Cosa scrive Francesca Musacchio? A Roma sono state rafforzate le misure di sicurezza nelle zone della sinagoga e del quartiere ebraico, così come nel resto d'Italia e nei luoghi considerati sensibili. Senz'altro abbiamo innalzato il livello d'attenzione, peraltro già molto alto, ha affermato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da mesi abbiamo dispiegato un complesso dispositivo di vigilanza su siti molto diffusi sul territorio nazionale e alcuni vigilanti anche in maniera fissa. Ma soprattutto abbiamo allertato tutte quelle che sono le capacità di scambio di informazioni tra le agenzie di intelligence. Quindi, senza lanciare allarmismi, massima attenzione come è da nostra tradizione. Occhi puntati sui gruppi pro-palle, non solo. Nel nostro paese, infatti, il rischio escalation non è rappresentato solo da realtà come Hamas o Hezbollah, che sono solo la punta di un iceberg composto da una moltitudine di frammentazioni e sottogruppi. Tra questi un ruolo fondamentale sarebbe rappresentato dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, vero mentore di realtà estremiste radicate nella nostra penisola e ispiratori delle manifestazioni antisemite, sebbene mascherate da antisionismo. Alle manifestazioni pro-Pal si uniscono quindi movimenti antagonisti, centri sociali, realtà di orientamento marxista-leninista. La crisi mediorientale ha fornito nuova linfa a questi gruppi che scendono in piazza a favore dei palestinesi, senza però prendere le distanze da Hamas. Sabato a Roma è prevista un'assemblea nazionale verso la manifestazione del 21 giugno che sarebbe contro riarme e guerra per il disarmo fuori dell'Italia dalla NATO, ma alla fine si fa riferimento a Israele Stato terrorista. La morte dei diplomatici israeliani a Washington ha sconvolto e preoccupato la comunità internazionale per il dilagare dell'antisemitismo. Troppi morti, troppe ritorsioni, troppo odio, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma come vedete, mentre si parla di tutto questo, abbiamo Chef Rubio che scrive quelle delicate paroline. In Italia, poi continua sempre il tempo, in Italia il centro più grande per imam, l'allarme degli 007 francesi, a Verona la scuola islamica principale d'Europa. Nel report sui fratelli musulmani si parla dell'istituto di studi Bayan, finanziato dal Kuwait, rilascerà un diploma per insegnare ovunque. L'eurodeputata Cisint è una rete per influenzare le istituzioni. In particolare, come si legge nelle carte degli 007 francesi, l'Istituto Italiano di Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l'International Islamic Charity Organization. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa, rilascerebbe un diploma da insegnante professionista
a beneficio delle scuole e centri islamici in Europa. Ed è proprio l'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, che peraltro ieri è stata ospite a Zoom e ha parlato proprio di questo, sottolinea come con preoccupante concretezza viene evidenziato il rischio reale di una sovversione democratica in Europa da parte di cellule fondamentaliste legate ai fratelli musulmani, attraverso proselitismo, predicazione, formazione nelle moschee e nelle scuole private. L'Istituto Veronese, infatti, sarebbe stato indicato come satellite delle reti associative attive in Europa. È ciò che denuncio da tempo. Moschee e scuole coraniche che operano nell'ombra, prive di controlli e regolamentazione, spesso risacche di illegalità e predicazione dell'odio contro l'Occidente. La strategia delle comunità radicalizzate è presentarsi come moderate per poi imporsi applicando sharia e sovversione dello Stato di diritto, prosegue allarmata la Cisint. Tutto ciò avviene in un quadro già di per sé molto complesso. Vi abbiamo raccontato appunto della crescente islamizzazione di Paderno Dugnano, dove il Tempio dei Testimoni di Geova è stato acquistato dalla Casa della Cultura Musulmana per 550.000 euro. Poi l'episodio della scuola primaria di Santa Maria Crema, dove un imam ha tenuto una lezione sull'Islam. Prima ancora quello della scuola di Pioltello chiusa per Ramadan e dell'istituto di Treviso, in cui durante una gita alcuni bimbi sono stati fatti inginocchiare in una moschea. Una situazione che non si può più fingere di non vedere. Non è islamofobia come qualcuno vuol far credere, e il dossier francese, risultato di una valutazione estremamente approfondita, lo chiarisce, delineando il fenomeno dei fratelli musulmani come minaccia per la coesione nazionale, tanto che Macron ha convocato un consiglio di difesa all'Eliseo chiedendo al nuovo governo di presentare nuove proposte alla luce della gravità dei fatti. Pausa, qui Parlamento, poi pubblicità, ci ritroviamo alle 9.05, a tra poco. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente. Innanzitutto un ringraziamento e complimenti all'ottimo lavoro svolto dal Ministro Foti. Una revisione tecnica, certo, ma anche, oltre che ben fatta, con scelte pragmatiche e di buon senso. Quindi modifiche e rettifiche di entità e di fonti di finanziamento, ma senza interrompere i cantieri. E poi dicevamo scelte di buon senso, per esempio la spinta sul biometano, fonte che sappiamo essere rinnovabile, ma molto poco impattante. Alla fine un impianto di biometano è un capannone, fatto in un'area industriale è sempre un capannone. Le faccio un esempio proprio su questo punto perché può essere interessante. Nel mio paese, Marcallo Concasone, abbiamo realizzato un impianto di biometano con una tecnologia innovativa che trasforma la frazione umida dei rifiuti. 35.000 tonnellate di frazione umida dei rifiuti, che per definizione sono una fonte inesauribile. L'umido si farà sempre e per sempre, producono 500 metri cubi di gas metano all'ora. Sono oltre 4 milioni di metri cubi di metano all'anno, da una fonte inesauribile e molto poco impattante, certamente assolutamente meno impattante dei bruttissimi parchi fotovoltaici, soprattutto se fatti su terreno agricolo. Sempre lì, nella mia zona, è previsto proprio uno di questi enormi, bruttissimi parchi fotovoltaici. 68 megawatt, 80 campi da calcio. Ora, sì, facciamo un conto della serva, 68 megawatt solo se c'è il sole. E abbiamo visto che cosa è successo in Spagna. Quindi su questo magari il governo dovrebbe fare una riflessione, magari qualche intervento ulteriore, anche prendendo ad esempio norme regionali ben fatte come quella della regione Friuli. Ebbene, facendo il conto della serva, questi 68 megawatt con 80 campi da calcio, quando di fianco hai un impianto che con la frazione umida dei rifiuti ti fa 4 milioni di metri cubi di metano, che sono 40 megawatt. Quindi vale proprio la pena distruggere enormi quantità di terreno agricolo per così poco. Una riflessione andrebbe fatta. Ma torniamo, chiudiamo la parentesi, torniamo al PNRR. Bene, benissimo rispetto dei tempi e rispetto degli obiettivi. Il PNRR però, come si sa, non è solo opere, ci sono anche riforme.
Quindi ci congratuliamo come Lega col governo che ha recentemente approvato in Consiglio dei Ministri i LEP, fondamentali per arrivare al federalismo fiscale. Ricordiamo, il federalismo fiscale è una delle milestone del PNRR, ma ricordiamo anche una piccola questione politica, perché qui quando si parla di LEP ne sentiamo di tutti i colori. Ebbene, questa milestone del PNRR è stata approvata, votata e presumo voluta, perché se uno vota a casa mia evidentemente l'avrà anche voluta, altrimenti perché l'ha votata. È stata votata e voluta dal governo PD 5 Stelle, con cui nasce il PNRR, poi votata e voluta dal governo Draghi, in cui c'era Forza Italia, in cui c'era il PD e anche la Lega, ovviamente, e ora anche dal governo Meloni, dove c'è Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega. Quindi tutte le forze politiche hanno votato e quindi voluto questa riforma. Attenzione, perché è una riforma che va completata entro marzo dell'anno 21. Quindi è fondamentale, come ha detto giustamente Calderoli, che i LEP vengano approvati entro fine anno. Però, visto che tutti i partiti l'hanno votata, presumiamo che non è solo la Lega, ma anche gli altri partiti porteranno avanti con determinazione una cosa che hanno votato e voluto consapevolmente. Chiudo con qualche considerazione di prospettiva. Siamo oggettivamente in un momento di enormi cambiamenti economici e geopolitici. L'ex ministro Tria efficacemente ha fatto l'esempio della lampada: il genio è uscito dalla lampada e non lo rimetti dentro. È finito l'equilibrio del secolo americano, i G7 ci sono ancora, non si sa. A mio avviso si va verso un G4. Stati Uniti, Cina, India coi BRICS, e il quarto G sono i grandi giganti del tech. L'Europa si sta autoeliminando per eccesso di burocrazia, l'ha detto anche Draghi più volte, assolutamente inascoltato. Ebbene, la competitività delle singole aree economiche dipenderà tantissimo anche dalla burocrazia. Quindi un suggerimento è di andare a ridurre questo eccesso di burocrazia, soprattutto nel campo degli aiuti all'industria. Un esempio banale: la Nestlé in autonomia ha deciso di togliere lo stupido Nutri-Score dalle confezioni. Ha fatto bene, ma allora che senso ha insistere con questa cosa stupida? Facciamo un altro esempio. Pensiamo alle onerose, inutili, enormi rendicontazioni ESG cosiddette sull'impatto ambientale che devono fare le nostre aziende. Mi raccontava un imprenditore di Arezzo, ha dovuto assumere una persona per fare il calcolo di quanta CO2 viene prodotta dai dipendenti che vengono in macchina piuttosto che in pullman. Ma che senso ha? L'imprenditore e l'impresa deve fare prodotto, deve fare PIL. Questi sono scartoffi inutili. Pensiamo alle banche. È mai possibile che la BCC di Busto Garolfo, con tutto rispetto per l'ottima BCC di Busto Garolfo, deve fare la stessa mole di scartoffie di Unicredit e Banca Intesa? Che senso ha? Buon lavoro quindi al ministro Foti e al governo tutto. La stabilità del governo, la stabilità della politica economica è un valore in sé e la Lega in questo governo è garanzia di affidabilità e di stabilità. Buon lavoro dunque al governo, a lei ministro, e andiamo avanti così con un'attenzione ancora maggiore se possibile al taglio della burocrazia a sostegno alle imprese. Grazie. Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705.
Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme? Che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere. Lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci alle 9, 5 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, leggiamo qua queste ultime zappe, dopodiché facciamo un patto, bella gente. Vi voglio leggere una roba sul ponte sullo stretto e poi il terzo mandato, dopodiché i telefoni sono aperti. Zappe, Lorenzo da Como, ciao Antonino, la sentenza della Corte Costituzionale andrebbe subito impugnata in quanto ha come presupposto un reato, la maternità surrogata che in Italia è vietata. Buona giornata. Beh, puoi tentare di andare davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma che Dio te la mandi buona. Buongiorno dottor Danna, il dottore all'ospedale, Paolo. Da uomo della strada mi permetto di dire che ci vorrebbe una riforma della giustizia non intenzionale. E poi citazione raffinatissima, questa la capiscono pochi. Oggi mi sento un lupetto. Saluti Paolo da Valenza. Ve li ricordate? Lupetto, Orsetto, Daino, Cerbiatto, i mitici camion dell'OM, le officine meccaniche di Brescia, ve lo ricordate? L'Orsetto, il Daino, il Lupetto e il Cerbiatto. Poi mi stupisce come l'Islam sia entrato nel Veneto, che è sempre stata una regione di tradizione cattolica e piuttosto conservatrice. Guarda, non ricordo, forse Goffredo Parise scrisse che cemento e benzina nel Veneto non bastano a costruire un miracolo industriale. Purtroppo, sai, col tempo i costumi cambiano e quindi evidentemente oggi c'è meno presa del mondo cattolico sul Veneto di quanta ce ne fosse al tempo, per esempio, di Rumor. Questo ce lo scrive Antonia da Udine. Ancora Ruggero, buongiorno, ecco cosa dimenticano i dimistificatori sinistroidi di professione. Gaza free from Hamas, Gaza free from Hamas risolverebbe semplicemente il problema. Non sarebbe affatto male come soluzione. Torniamo a noi. Fatemi chiudere con questa storia sul dossier che ha pubblicato ieri La Stampa, dossier sui tagli alla manutenzione delle strade. 1.700.000 euro sarebbero stati dirottati dalle province al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Questa è la posizione che sostiene
la stampa e che a quanto pare agiterebbe i governatori del settentrione, ma Massimiliano Romeo, senatore della Lega, nonché capogruppo al Senato, dice: strumentalizzano una polemica per fini politici, c'è un problema che stiamo risolvendo. Praticamente cosa è successo? È successo che nel biennio 2025-26 i 350 milioni che erano stati stanziati a favore delle province sono stati trasferiti alle ferrovie nell'ambito delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma la questione è più complessa, perché i tagli si applicano fino al 2036 e ammontano complessivamente a 1,7 miliardi. Le province ribadiscono che dal 2027 al 36 ci sono 1,4 miliardi che serviranno al MIT anche per coprire le spese del ponte sullo Stretto. L'intervento sul 25 e il 26 è stato disposto col milleproroghe approvato a febbraio, mentre il riparto per le varie città con i soldi rimasti è stato pubblicato con un decreto ministeriale ad aprile. La sforbiciata da 1,4 miliardi invece è stata votata nell'ultima legge di bilancio. I commi 527 e 537 della manovra sono finalizzati a rimodulare le coperture finanziarie previste a legislazione vigente per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, ovvero il ponte, e altri interventi statali. Per compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle autorizzazioni di spesa nelle annualità dal 2029 al 2034, i commi 538, 539 e 540 dispongono la riduzione da autorizzazioni di spesa tra il 27 e il 36 su infrastrutture e rete viaria provinciali e metropolitane di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per circa 1 miliardo e 410 milioni di euro. I tecnici degli enti locali ricordano che la partita di giro inserita in manovra nasce da un emendamento di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che prevedeva proprio una serie di tagli finalizzati a incrementare i fondi del ponte, a partire dalla rimodulazione dai fondi di coesione. Ieri l'altro capogruppo leghista, Massimiliano Romeo, presidente dei senatori, ha definito la ricostruzione di questo giornale fake news e ha accusato il leader dell'UPI, Pasquale Gandolfi, presidente della provincia di Bergamo ed esponente del Partito Democratico, di alimentare una polemica per strumentalizzarla a fini politici. Romeo, tuttavia, ha anche ammesso che il governo sta valutando un passo indietro per aiutare gli enti locali che rischiano di non poter fare la manutenzione delle strade provinciali. Abbiamo constatato che esiste una problematica relativa ai fondi per le province per il 2025 e 2026, ma stiamo già lavorando per porvi rimedio, insiste Romeo. Per cui questo è quanto. Andiamo a vedere su Libero il terzo mandato a pagina 11. Meloni ha incontrato Fedriga, ora rilanciamo il Friuli, chiusa la crisi tra Fratelli d'Italia e Lega, Premier e Governatore trovano l'accordo sulle liste d'attesa e faremo insieme il piano sanitario e sul terzo mandato puntini sospensivi. Allora, un tema che non si è toccato durante l'incontro di Palazzo Chigi è quello del terzo mandato, non ne abbiamo parlato, ho portato però le risultanze del Festival delle Regioni alla Presidente del Consiglio. L'ho detto più volte, sono sempre favorevole quando scelgono i cittadini. Dopodiché la limitazione dei mandati è data dalla volontà popolare, per quanto mi riguarda, ha sottolineato Fedriga. E per le regioni a statuto ordinario è evidente che serve una legge nazionale, lo dice la legge costituzionale in merito alla decisione del governo, cioè lo dice la legge costituzionale, punto. Qui ci voleva un punto, invece c'è una virgola. In merito alla decisione del governo di impugnare la legge della provincia di Trento che porterebbe da 2 a 3 i mandati, è stata ribadita un'impugnazione di carattere tecnico. Il governatore resta dunque alla finestra, in Friuli si va al voto nel 2028, ma lascia trasparire che alla deroga del terzo giro ci crede. Penso che le regioni a statuto speciale, dunque anche il Friuli Venezia Giulia, abbiano competenze esclusive. La Corte Costituzionale adesso dirà di chi è la competenza per poter legiferare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, sull'autogoverno. Il PD intanto esulta prima del tempo. La segretaria regionale Caterina Conti mostra una certa sicurezza. Col terzo mandato verso l'archivio è chiaro che le questioni vere e i problemi dei cittadini non sono mai stati all'ordine del giorno e continuano a restare fuori dalle priorità di questa giunta regionale. Liste d'attesa, potere d'acquisto, crisi industriali, crollo demografico,
Per la destra rimangono sgradevoli argomenti da nascondere con la propaganda. Noi non aspettiamo le prossime puntate, ci prepariamo per sfidare questa destra dai piedi d'argilla. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento. Ladies and gentlemen, chi vuole si può presentare. Allora, intanto abbiamo chiuso questa rassegna stampa di stamattina, diamo un'occhiata alle agenzie. Intanto già abbiamo i primi risultati dello sciopero dei treni. L'ANSA scrive che a Roma ci sono cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti. Treni cancellati o con ritardi fino a 90 minuti alla stazione Termini di Roma per lo sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale del gruppo FS Italo. I monitor in stazione informano i passeggeri che dall'1 di stanotte fino alle 23:59 i treni potranno subire ritardi o variazioni a causa dello sciopero. Lo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali autonome OSB e SGB a sostegno del rinnovo contrattuale, mette a rischio la circolazione dei treni e del trasporto pubblico locale. Lo sciopero interessa personale viaggiante, addetti alla circolazione, servizi operativi ferroviari, escludendo i lavoratori della manutenzione infrastrutture di RFI che hanno già scioperato l'11 di aprile scorso, specifica l'USB. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Ciao Mario. Buongiorno. Scusate. Allora, mi viene da ridere a me stamattina perché ieri sera dovevo uscire, però purtroppo ho avuto un improvviso attacco di sciatalgia e sono stato costretto a letto. Stando a letto, non potendo leggere in quel momento perché non me la sentivo, mi guardo la TV per dire come è ridotta la comunicazione e come il centrodestra sia destinato ad andare a sbattere in una maniera rovinosa sia le prossime elezioni politiche. Sarò un buon profeta. Allora, faccio zapping, comincio dalla 7 perché mi voglio far del male, della serie Facciamoci del male, e cosa ti vedo? Formini che fa tutto all'inizio della trasmissione contro le destre e contro la Lega, e trovo il povero Borghi Aquilini, io non gliene faccio una colpa, povero disgraziato, non è che è colpa sua, forse per apparire, per andare in TV, sta lì a farsi infilzare da 3 contro 1 da Formigli, Calabresi e Montanari. Va bene? Già ho detto tutto. E va lì e si è fatto infilzare come un San Sebastiano. Poveretto. E gli piace fatti suoi. Giro, dico, andiamo a Rete 4, troverò un controbilanciamento. Questo è vero, Danna, questo ieri sera troverò un controbilanciamento davanti a questo spettacolo indegno a cui si è sottoposto Borghi Aquilini. E che ti trovo? Ti trovo Paoluccio Nostro, che da quando gli hanno fatto quelle minacce è diventato tenero come un agnellino, che faceva la marchetta al libro del compagno Veltroni, e tutti e due parlavano, ma Paolo, ma Walter, mancava solo che si baciavano in bocca, cioè praticamente la marchetta. E poi ho trovato un altro programma sulla stessa onda. Questo per dire, no? Come sta l'informazione è uno che guarda, cioè banalmente, dei programmi in TV la sera. C'è uno schiacciamento verso sinistra terrificante. Quelli di destra vanno allegramente a farsi intervistare e infilzare nei programmi di sinistra. A Rete 4 c'è Paoluccio Nostro che ovviamente con il benestare della nostra Marinuccia e del nostro Pierzimpiuccio fanno il resto del lavoro. Vabbè, io non lo so, sono uno stronzo, quindi lei mi dirà che praticamente vedo dal male dappertutto, l'equilibrio delle... Vabbè, continuiamo così a farci del male. Vedrete, già stanno facendo i programmi per il prossimo governo di sinistra. Ieri ho visto già, e se nessuno se ne è accorto, i poteri forti stanno cominciando a opporsi a questo governo, e quando si chiuderà la serranda, va bene, i geni del centrodestra che vanno a farsi infilzare nei programmi di sinistra 3 contro 1, 4 contro 1, sono degli incapaci, sono dei deficienti totali nel centrodestra. Non sanno né parlare né stare zitti. Ieri sera hanno avuto proprio la controprova. Paolo, Walter, amore mancava.
Ma li mortacci loro. Ciao Danna. Io per mia fortuna la sera ascolto la radio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sono io? Sì, buondì. Allora, sono Lucia di Pogliano. Benvenuta. Allora, non so dare torto a questo signore, a parte il fatto che i nostri vanno a farsi impiazzare, perché se non andassero un po' in quelle televisioni lì dove lo invitano, certo si sa che li lasciano parlare poco, però qualcosa riescono a dire. E se non vanno in queste trasmissioni, se aspetti la Rai, Mediaset e questi qua che li fanno parlare, ciao. Fanno vedere solo i Meloni, la Meloni, Forza Italia e basta. Allora, Antonino, volevo dire una cosa prima di tutto. Volevo salutare Marco da Mantova e Fabrizio da Sabio Chiese, perché li sento sempre e sono contenta, voglio fargli i complimenti che sono rimasti fedeli alla Lega, perché i primi tempi, un po' di tempo fa, sembravano un po', invece adesso proprio sono tornati a battagliare. Mi raccomando, che siete due capisaldi della radio, anche Fabrizio, ma ecco, vi saluto tanto. Poi volevo dire un'altra cosa. Allora, sono 2 anni e mezzo di governo Meloni. A me sembra che è tutto uno sfascio qua, con ste Islam che hanno preso più piede ancora, moschee su moschee, guarda cosa combinano, quella che doveva chiudere, doveva fare il blocco navale. Ecco, io ce l'ho un po' su con questo, perché abbiamo lottato una vita, banchetti su banchetti per far capire alla gente che non capisce un tubo, devo proprio dirlo, anche i padani, mi trovo qui, questi qua, dei fratelli che sono in televisione a dire cosa fare per i extracomunitari, che sì, dobbiamo fare, ma siete lì al governo voi ragazzi, svegliatevi e date ascolto un po' a Salvini, no, la Lega la vogliono cancellare, si vede proprio Antonino, la vogliono cancellare e la gente non capisce niente. Ciao Antonino, buon lavoro, ciao. Grazie, buona giornata. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, sono io? Sì. Pronto, ciao, Antonino Marco, provincia di Torino. Senti, volevo chiederti un'informazione, se tu sapevi qualcosa sulla proposta di legge, mi hanno mandato mi ha fatto vedere un video un mio amico, no? Di un certo Alessandro Vangi, non so se dei 5 Stelle o giù di lì, comunque sia Alessandro Vangi, che ha detto una cosa abbastanza grave, almeno per chi ha una minima coscienza ambientalista o animalista, che pare che questo governo abbia dato il via libera alla caccia H24 tutto l'anno, a specie anche protette, non rispettando più diciamo le scadenze, le varie interruzioni venatorie che dovrebbero esserci. Ti chiedo se puoi fare un attimino chiarezza su questo fatto, perché se la cosa è vera, allora aggiungo un altro piccolo tassello alla delusione di questo governo. Io capisco che ci sono degli interessi sotto, degli armaioli, di chi vuole appunto uccidere animali per sfogare le proprie frustrazioni, mi sta bene tutto, però che ci sia una regolamentazione. Se questa viene a mancare, io credo che la Lega perderà ulteriori voti e gli sta solo bene. Comunque ti ascolto sempre con affetto e ciao, tutto qua. Arrivederci. Grazie a te. Guarda, è tutto un garbuglio di direttive e robe varie, ora non sono in grado di darti una risposta, per cui avrò modo di documentarmi più avanti. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Danna, io l'ascolto molto volentieri quando riesco, perché lei mette sempre delle bellissime canzoni e questo le devo dare atto. Voglio tanto bene, ogni tanto sento anche il signor Mario da Rieti, al quale do il mio affetto, e voglio dirgli, signor Mario, ma ormai il popolo italiano, gran parte del popolo italiano, perlomeno quel 50 e rotti % che non va più a votare, perché ci dicono essere il 40-45, ma secondo me molto molto di più, ha capito che ormai questo è tutto un gioco fra destra e fra sinistra. La differenza è solo su delle quisquiglie, quindi la gente, il popolo che ha capito, quelle trasmissioni lì al quale lui si arrabbia, che ormai sono spettacolo, sono show,
non è più politica, non è più serietà, non le guarda più nessuno, la gente si informa diversamente tramite, grazie a Dio, abbiamo i social, abbiamo tante cose sulle quali noi possiamo informarci e davvero non vale più la pena stare a diventare matti e impazzire, perché questo è tutto un gioco delle parti. Fanno finta di litigare fra di loro, ma poi alla fine votano e fanno le stesse cose perché sono eterodiretti dagli stessi poteri che li hanno messi lì. Per cui, signor Mario, davvero non si arrabbi più, non ci faccia una risata o perlomeno prenda in mano un bel libro, guardi un bel film che magari l'aiuta anche a stare meglio poi la mattina dopo. Grazie mille e buona giornata. E allora io che cacchio ci sto a fare qua il giorno? Cioè, siamo eterodiretti, non c'è libertà, non c'è niente. Mamma mia, non lo so, a me queste conversazioni non convincono, diciamo così. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino, ciao, sono Francesco. Ciao Francesco, buondì. Ciao, questa qui è quella che l'altra volta che sono intervenuto io ho detto che da Verona non si trovavano i parcheggi, no? Giusto, è sempre la solita. Sì. Beh, insomma, vive bene sta signora qua, tutte le volte chiama e deve sempre dire delle cose, diciamo sui generis, vabbè, lasciamo perdere. Niente, volevo dirti, settimana scorsa quando eri in diretta con Borghi Aquilini, che tra l'altro conosco anche di persona ed è anche un mio coscritto, mi è piaciuto, mi piace perché si parlava anche del Papa, che sia come Borghi Aquilini che il Papa nuovo, Leone, hanno un modo di parlare che si fanno capire dalle persone. Infatti Borghi Aquilini, quando parla di finanza e di economia, lo parla in una maniera che anche, cioè, una persona che non ha studiato, tipo me, capisce, perché te la spiega proprio così terra a terra, senza fare i giri di parole politicamente, quelle parole in politico che non si capisce mai niente alle persone. Quindi volevo dirti che quando c'è Borghi Aquilini è sempre un piacere ascoltarlo, poi lui anche del mestiere era in quegli ambienti lì, adesso si occupa di altre cose, però comunque è sempre una persona preparata e meno male che c'è questa voce su Radio Libertà. Poi per il resto adesso c'è tutto il problema col discorso di Israele, gli ebrei e tutto, che insomma sì, si fomentano queste cose qua e quelli che una volta davano dei fascisti o nazisti a chi era di destra, mi sembra di capire che sono più loro che stanno facendo quelle cose lì che non la gente di destra moderna che ha un altro modo di pensare e sicuramente è completamente dall'altra parte quello che pensano loro e come si comportano. Quindi un abbraccio, una solidarietà anche al popolo di Israele, al popolo agli ebrei, perché insomma ne hanno passate tante e adesso sta un pochettino prendendo una brutta piega tutto quello che sta accadendo nel mondo. Ciao Antonino, buona giornata e buon fine settimana. Ciao. A te fratello, altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto? Ciao Buongiorno, Gino, mi sente? Perfettamente, vai. Sì, parto in quarta, cerco di essere breve, nulla di particolare. Voglio solo, ho notato sulla sanità soprattutto c'è un grande sviluppo di tutti questi centri specialistici privati dove va tanta gente e spendono tanto denaro, cioè la sanità pubblica la vedo in difficoltà, non è concorrenziale con queste attività e la gente spende, paga, è successo anche a me diverse volte, purtroppo uno è anche costretto. Poi questa è la prima cosa negativa, diciamo, che ho notato. La seconda è i farmaci alle stelle, gli integratori, tu hai bisogno di un integratore minimo che costa sono 30 euro. Anche qui c'è una speculazione enorme. Poi la terza cosa che voglio dire invece riguarda un pochino il 5 per 1000. Io stavo facendo il mio
o 7.30 ristrutturandolo, diciamo, portando delle variazioni, ma la onlus della Lega, quella che c'era fino a 4-5 anni, a 3 anni fa, 4 anni fa, c'è sempre. Posso metterli quei dati del 5 per 1000 alla onlus della Lega, punto interrogativo? Ecco, tutto qui, grazie. Quale, l'umanitaria padana? Sì, Radio Padana, Radio Padana. No, umanitaria padana esiste ancora, certo. Umanitaria padana. Io sì, in precedenza mettevo su questa umanitaria padana, ora ho lì il numero, però per essere sicuro ritelefonerò qui a un vostro centralino e sapranno dirmi qualcosa. Ok. Va bene. Ciao Gino. Grazie. Allora, per quanto riguarda la storia di Caccia tutto l'anno, è semplicemente una proposta di legge a firma di Francesco Bruzzone, che sostanzialmente propone sparare in ogni forma consentita su tutto il territorio nazionale, scrive il Fatto Quotidiano, anche col buio, coi visori notturni. La stagione venatoria si allunga, vengono eliminati i limiti temporali di caccia fissati per ciascuna specie, viene eliminato il silenzio venatorio, le regioni avranno più potere, i calendari non saranno più impugnabili davanti ai TAR da parte delle associazioni ambientaliste, richiami vivi da animali selvatici ad animali domestici. Vabbè, è una proposta di legge, per cui ciao, sapete, campacavallo prima che arriva. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono il Walter. Ciao, io solo un minuto, vai. Dimmi. No, spero di non incontrare mai Bruzzone, perché caccia con visori notturni. E poi cosa facciamo? Facciamo il giorno che facciamo la guerra fra di noi, cioè che si blocca la giustizia e ci possiamo ammazzare fra di noi per una notte. Ci sono dei film. Volevo dire questo: ho finito di leggere il libro di Claudio Borghi e volevo dire a Mario che lo legga, perché se non abbiamo avuto la revisione del catasto è per merito di Claudio Borghi, quindi che lui si faccia prendere a sberle sulla 7, non lo so, io quelle trasmissioni le ho cancellate dalla mia lista, tutte, non guardo trasmissioni, guardo soltanto arte e sport, e volevo dirle che si faccia prendere pure a sberle da quelli, ma poi quando in commissione va a votare contro la revisione del catasto, per me Borghi ha fatto non gol, ha fatto 10 gol, anzi ha vinto la classifica dei cannonieri, quindi non si faccia influenzare lui da queste trasmissioni, perché è lui che si fa influenzare, ma legga il libro di Borghi. E volevo dire che Draghi da oggi in poi non lo chiameremo più Draghi, lo chiamiamo UVA, come lo chiamano in Parlamento. UVA è l'acronimo di un vile affarista che fu detto da Cossiga nei confronti del personaggio. Quindi Draghi, non chiamatelo più Draghi, chiamatelo UVA, lo fanno in Parlamento ormai da anni. Ciao Antonino. Grazie a te, buona giornata. Un'ultima cosa, ci sono nostri ascoltatori che dicono per quanto penso che Borghi si sia difeso bene, specie verso Montanari, nei 10 minuti che ha visto il nostro Alberto da Pordenone, oppure ancora per quanto riguarda Stefano, facciamo che spegni la TV e ti compri il libro di Borghi da leggere, che è stupendo, io non guardo più la TV da secoli. Ancora, non è vero che Borghi si è fatto infilzare, ha reagito molto bene, ma dall'altra parte era contro ospiti, erano gli ospiti più il conduttore contro di lui, chapeau. Detto ciò, guardate meno televisione, leggete più libri. Io aggiungerei anche che il sesso potrebbe essere un'interessante alternativa da esplorare per chi ce la fa ancora. Detto ciò, buon weekend, noi ci ritroviamo alle 17:30 con Chilometro Zoom. Adesso, ladies and gentlemen, parola a Giovanni Sallusti. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa.